piano di riapertura degli ospedali con precise regole e disposizioni da mettere in atto, l'ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Veneto pronto ad affrontare la riapertura, ma attenzione perché l'epidemia non è finita se il contagio risale. Ci saranno nuove chiusure, così il presidente Zaia. Dopo la manifestazione di parrucchieri ed estetisti, oggi è stata la volta di un'altra categoria che si è recata di fronte alla sede della Protezione Civile di Marghera per farsi sentire i ristoratori. Il campanile di San Marco si è illuminato con la scritta "Risorgiamo Italia", proiettata per la riapertura dei locali provati dalla crisi del coronavirus. Sono oltre 45.000 le telefonate giunte a Veritas per prenotare gli ingressi agli ecocentri. L'azienda ha una quantità ingestibile, limitarsi alle richieste urgenti. I sindaci della costa scrivono al Presidente del Consiglio Conte per chiedere precise garanzie sull'apertura di una stagione che mai come quest'estate si preannuncia difficile. La pesca gli serve per vivere, ma le regole che l'hanno sbloccata dopo il lockdown per il coronavirus sono ancora ambigue. Dalla laguna arriva un appello alle istituzioni. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi come sempre in diretta all'edizione veneziana dei nostri notiziari. Avete sentito, questi sono i nostri titoli. Andiamo subito a vedere la fotografia del Covid-19 nella nostra regione, in particolare nella provincia di Venezia. Allora, attualmente ci sono 8.369 persone positive. Eravamo partiti, quindi i positivi dall'inizio dell'emergenza, in tutto sono 17.825, più 117 in tutto il Veneto i nuovi casi di positività, ma andiamo nello specifico a raccontarvi che cosa sta accadendo nel veneziano, perché in tutta la provincia di Venezia ci sono stati soltanto 7 nuovi casi positivi. I casi attualmente positivi nel veneziano sono 791, i deceduti in tutto dall'inizio dell'emergenza nel veneziano sono 208 e poi negativizzati, ovvero i guariti in tutto il veneziano sono 1426. Persone in isolamento domiciliare sono 826. E la notizia della giornata è il nuovo piano di riapertura degli ospedali. Per accedere all'ospedale per delle cure che non hanno nulla a che fare con il Covid-19 ci sono nuove regole, nuove disposizioni. Andiamo a conoscerle assieme. Dal 4, quindi da lunedì, si ritorna a una normalità per quanto riguarda, gestita in maniera diversa, come diceva il Presidente, per quanto riguarda le attività ospedaliere, sia di ricovero ma anche quelle ambulatoriali. Pur mantenendo attiva l'organizzazione anti-Covid, gli ospedali veneti si stanno riorganizzando per la riapertura e lo fanno sulla base di un articolato documento di 18 pagine, un vero e proprio vademecum con linee e guida, condiviso e approvato dall'unità di crisi del Veneto e già inviato ai direttori generali. Gli accessi sono presidiati da personale sanitario che deve accurarsi di chi entra all'interno dell'ospedale con gli accorgimenti che oggi sono previsti, quindi misurazione della febbre, i dispositivi, quindi le persone che entrano devono avere dei dispositivi, viene misurata la febbre e poi hanno i dispositivi, quindi guanti e mascherine. Ogni singolo ospedale sarà dotato di mascherine per i visitatori se non arrivano con la mascherina da casa, e sono le mascherine che ci vengono consegnate dalla Protezione Civile, quelle Montrasio. Gli spazi interni saranno tutti rivisti per impedire concentrazione di persone e le visite solo su prenotazione ogni 15 minuti. I ricoveri invece? Prima di qualsiasi ricovero, quindi sia i ricoveri programmati, sia i ricoveri di emergenza e urgenza che arrivano al pronto soccorso, predisponiamo il tampone. Noi abbiamo previsto che dovremo fare circa 1.600 tamponi al giorno rispetto alle persone che ricoveriamo in tutti gli ospedali giornalmente, quindi 1.600-1.700. Quindi verrà effettuato il tampone nasofaringeo e nel mentre che la persona aspetta l'esito del tampone non sarà mandata in reparto, ma prevederemo degli spazi isolati per avere l'esito del tampone. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati. Saranno poi incentivate le prestazioni da remoto. Incentiviamo il più possibile le visite da remoto e quindi le visite a distanza, telemedicina, visita remoto, chiamiamole come vogliamo, quindi attraverso il telefono, la videochiamata o la videoconferenza. Stiamo vedendo che questa è
Sicuramente accompagnato a tutto questo c'è una formazione continua di tutto il personale sanitario. Lanzarin ha infine ribadito che progressivamente ritorneranno alla loro normale attività anche i Covid Hospital attivati sul territorio. Ed ora il presidente Zaia. Il Veneto è pronto a riaprire, ma ovviamente serve cautela e soprattutto responsabilità. La pandemia non è finita, pronti anche a fare un passo indietro se necessario, e poi c'è tutto il piano dei tamponi. Sia chiaro, e ve lo dico tutti i giorni, che deve restare agli atti che non siamo assolutamente convinti del fatto che il virus se ne sia andato, che il pericolo della reinfezione è reale e anche di nuovi focolai. Le nuove aperture e l'allentamento dei limiti su passeggiate, seconde case, asporto non debbono far pensare che l'epidemia sia finita ed il virus non circoli più. Nel consueto appuntamento quotidiano Luca Zaia è lapidario e fa appello alla responsabilità dei veneti. È possibile affrontare la riapertura, ma massima attenzione. Noi stiamo lavorando per cercare di fissare in maniera proprio plastica 2 dati: ricoverati e terapie intensive, al di là di tutti i grandi discorsi che fanno i professori. C'è un numero oltre al quale noi non ci possiamo permettere di essere liberi? Sì, c'è, stiamo cercando di identificarlo nelle curve e dire: guardate ragazzi, con molta trasparenza, noi non abbiamo dossier segreti. Raggiunto questo numero di terapie intensive e questo numero di ricoverati, si torna a chiudere. Cioè non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che tutto è finito. Se la curva dei contagi dovesse risalire oltre il limite tollerabile dagli ospedali, il piano della Regione prevede anche un ritorno delle chiusure. Per evitare che ciò accada è fondamentale puntare sulle misure di sicurezza. Continuiamo a dire: investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini. La mascherina è imprescindibile. Quindi la mascherina devi portare per 3 motivi. Il primo, mascherina, igienizzazione delle mani e guanti e il discorso del distanziamento sociale. Primo motivo: metti in sicurezza la tua salute. Secondo motivo, metti, e non sono nell'ordine di importanza, metti in sicurezza la salute degli altri. Terzo motivo, se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano la partita delle restrizioni. Sicurezza e dispositivi da usare scrupolosamente, ma anche accertamenti sanitari fondamentali per la fase di ripartenza, a partire dai tamponi con un piano rafforzato. Noi speriamo di mettere in piedi questo piano alla volta di fine estate per 30.000 tamponi al giorno. Cioè comincia a diventare veramente, come vi ricordate, ho detto schiereremo l'artiglieria, però posso anche già aggiungere, vi lascio così, stuzzico un po' anche la curiosità, che forse se riusciamo, insomma, andiamo giù di artiglieria pesante oltre i 30.000, per cui abbiamo anche alcune sorprese che stiamo tentando di mettere in piedi, sempre rispetto ai tamponi. Infine la precisazione sui cibi da asporto, da effettuarsi solo attraverso prenotazione, ritirare da soli e da consumare poi a casa. E c'è anche lo spazio per un sorriso alla creatività dei veneti, per reinventarsi il rito dello spritz. C'è qualcuno che è riuscito a fare lo spritz da asporto, non so se avete visto. Sottovuoto ho messo un'oliva con lo stecco, una fetta di limone o di arancia sempre sottovuoto e la piastrina di spritz con surgelato, in maniera tale che non si porta a casa la busta e poi solo i veneti possono far così. Allora, Zaia era in videoconferenza insieme a tutti gli altri governatori d'Italia con il ministro Boccia, ministro per gli affari regionali, una videoconferenza durata parecchio. In base al monitoraggio delle prossime settimane, queste sono alcune delle novità, ci potrebbero essere dal 18 maggio scelte differenziate tra le regioni sulle riaperture di attività, così il ministro Boccia in videoconferenza. Il principio è contagi giù uguale più aperture e viceversa. Discuterete del monitoraggio con il Ministro della Salute Speranza a seguire appunto nella videoconferenza con le regioni. Dunque a partire dal 18 di maggio potrebbe delinearsi una fase in cui le restrizioni verranno più o meno allentate a seconda delle varie regioni, a seconda ovviamente dei profili di contagio che queste stanno rappresentando. E dopo la manifestazione di parrucchieri ed estetisti, oggi è stata la volta di un'altra manifestazione di protesta. Hanno alzato la loro voce per farla sentire al governo. Si tratta di ristoratori e baristi.
Alcuni membri del gruppo Rialziamoci, che contiene le categorie più colpite dalle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, si sono ritrovati davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera per chiedere alla Regione che si faccia portavoce delle loro istanze. Chiarezza in primis. Secondo me l'errore che fanno oggi come oggi è proprio fare i decreti e poi non spiegarli verbalmente, semplicemente, cioè spiegando il parrucchiere può aprire così, così e così, il ristorante deve aprire così, così, così. Noi siamo gente semplice, non siamo tutti laureati e avvocati, questo è il discorso. I commercianti hanno fatto una richiesta all'assessore Lanzarin, che ieri ha incontrato anche i parrucchieri. Secondo noi bisogna sederci a un tavolo che sia dalla protezione civile, delle istituzioni più alte, trovarci e capire per ogni tipologia di attività ci sono delle soluzioni diverse, alternative, perché secondo me se le cose vanno fatte in generale generiche non si andrà da nessuna parte e c'è un caos generale di come poter aprire, come poter lavorare. Prima di tutto ricordiamo che però la sanità è più importante. Noi non stiamo qui a chiedere solo soldi, aiuti, fondo perduto, tassi, interessi zero sulle banche. Noi chiediamo di essere ascoltati e trovare tutti assieme la soluzione. Chiediamo sì di riaprire trovando il sistema migliore o se no di rimanere chiusi e aspettare quando è finito tutto. Naturalmente lì dobbiamo sederci a un tavolo e decidere affitti, bollette, dipendenti, buste paghe, contributi, tasse e tutto. Altrimenti non ne andiamo fuori. E il problema è che se questo andrà molto avanti, forse nel 2020 metà attività non ci saranno più, non hanno la forza di rialzarsi. Altra manifestazione ieri sera all'ombra del campanile di San Marco, che si è illuminato proprio con la scritta "Risorgiamo Italia". I rintocchi delle campane scandiscono lo scoccare delle 21. In piazza San Marco il sindaco Luigi Brugnaro ascolta in silenzio. Alle sue spalle, sul campanile, è proiettata la scritta "Risorgiamo Italia", slogan di un'iniziativa lanciata da imprenditori della ristorazione che chiedono di poter tornare in attività e che si sta svolgendo contemporaneamente in altre località italiane. Oggi è una giornata di manifestazione silenziosa e legittima che Venezia vuole sposare di tutti i pubblici esercizi, ristoranti, bar, locali pubblici in generale, che sono stati secondo me colpevolmente frustrati ancora nelle loro aspettative legittime di riapertura. Brugnaro indossa un giubbotto della Protezione Civile. Attorno a lui in semicerchio si riconoscono Arrigo Cipriani, storico ristoratore dell'altrettanto storico Harris Bar, Ernesto Pancin, direttore e segretario della EPE, Associazione dei Pubblici Esercizi Veneziani, Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco, e il noto ristoratore Raffaele Alaimo, che gestisce il Gran Caffè e Ristorante Quadri. È nata questa idea da un gruppo di ristoranti importanti, i quali poi hanno detto: ma perché parlare solo di ristoranti, che poi sono delle cose a volte emblematiche che non tutti frequentano, e ci siamo confrontati con Stoppani e abbiamo coinvolto tutta la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Abbiamo passato la fase 1, adesso tocca la fase 2. Speriamo che lo stesso impegno che ci hanno messo per la fase 1 mettano anche per la fase 2. Chiediamo aiuto al governo, chiediamo aiuto a chi deve intervenire, perché questo è il momento di pensare ai cittadini e all'Italia. La manifestazione è nazionale, laddove ha raccolto adesioni, in alcuni casi si è svolta con qualche clamore e polemica in più. A Venezia è stata una manifestazione composta e ristretta, durata una decina di minuti circa. Da piazza San Marco ci spostiamo sul litorale veneto, questa volta sono i sindaci della costa a parlare, chiedono rassicurazioni per un'estate che si preannuncia quanto mai difficile. Abbiamo scritto a Conte, se Conte deve ascoltarci e se non ci ascolterà abbiamo intenzione di mettere in atto una protesta importante, perché siamo molto preoccupati per i nostri imprenditori, per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. La preoccupazione è forte. Nelle aree a spiccata vocazione turistica, le conseguenze economiche provocate dall'emergenza coronavirus sono più gravi che altrove e la costa veneziana è una delle prime mete di vacanze in una regione che vanta il maggior numero di visitatori in Italia. Nel G20 Spiagge, la rete nazionale delle prime destinazioni balneari, ben 6 sono in Veneto: Cavallino Treporti, Bibbione, Jesolo, Caorle, Chioggia e Rosolina. Abbiamo scritto come sindaci del G20S, cioè di tutte le spiagge d'Italia, 26
località, rappresentati al punto dal G20S, al Presidente del Consiglio Conte, perché ci dia una data per la ripresa. È fondamentale che ci sia una data certa per poterci organizzare perché le imprese possano aprire. Gli accorgimenti e le precauzioni sanitarie da adottare in un'estate che comunque sarà fuori dal normale sono da tempo al centro del dibattito di un settore che, considerando l'indotto, dà lavoro a decine di migliaia di persone. Per questo viene chiesto un cambio di passo al governo. Gli ammortizzatori sociali devono essere i supporti alle imprese, ma deve esserci lavoro. Oggi è ora di lavorare. Tutti stanno chiedendo a gran voce questo e i sindaci in prima linea, perché sappiamo che gli ammortizzatori sociali non basteranno. E quindi abbiamo scritto a Conte e attendiamo che ci sia una risposta, altrimenti inizieremo una richiesta ancora più forte. Restiamo adesso in laguna per dare voce al settore della pesca. È stato riaperto dopo il lockdown, ma le regole sono ancora troppo ambigue. La risorsa della pesca amatoriale ci è stata insegnata dai nostri genitori appunto per l'autofornitura di cibo. Quindi per dirci la possibilità di andare a pescare con la barca è per me un grave danno all'economia delle famiglie, in quanto questo servirebbe comunque per il loro sostentamento. Va bene l'equiparazione della barca all'automobile come mezzo di trasporto, riconoscimento dovuto alla specificità di Venezia e delle isole, ma in laguna la barca può servire più che per il semplice spostamento. La volontà di andare incontro alle esigenze degli abitanti della laguna da parte di comune, prefettura e regione è riconosciuta per esempio dall'Associazione Pescatori Amatoriali Vagantivi, ma proprio sulla pesca amatoriale, realtà che nel veneziano coinvolge centinaia di persone, rimangono delle zone grigie. È un problema di interpretazione che viene data da alcune forze dell'ordine, giustamente, perché non c'è chiarezza sulle disposizioni per poter praticare questa importante attività. Per quanto riguarda la laguna di Venezia o nelle acque marittime interne, e quindi questo comporta delle interpretazioni anche diverse da parte delle forze dell'ordine. Per molti di noi che lavorano in un settore turistico in crisi dall'Acqua Granda di novembre, dice Parravicini, la pesca è una risorsa principale per l'autofornitura di cibo, ma il provvedimento dell'assessore regionale PAN, sostengono i pescatori amatoriali vagantivi, associazione che in laguna conta almeno 1000 iscritti, non specifica nelle zone permesse alla pesca le acque marittime interne, ma solo torrenti e fiumi. Quindi la mia richiesta va per piacere al prefetto che possa poter garantire lo svolgimento in totale isolamento di questa importante attività che verrebbe fatta solo esclusivamente per l'autofornitura del cibo. Ora a Mestre con un'operazione dei carabinieri che hanno arrestato 4 persone che sono state trovate con una borsa piena di esplosivo. Li hanno visti camminare lungo la tangenziale e, insospettiti, i carabinieri hanno fermato 4 uomini per un normale controllo, scoprendo che con sé avevano una borsa piena di esplosivo. I 4, tra i 30 e i 54 anni, sono stati arrestati. Uno risulta residente a Marghera, un altro è senza fissa dimora, gli altri 2 abitano tra Oderzo e Conegliano. Tutti per il momento sono in carcere in attesa dell'udienza di convalida che con molte probabilità si svolgerà giovedì mattina in videoconferenza. Inizialmente sembrava che nella borsa vi fosse dell'esplosivo al plastico, mentre i 4 hanno spiegato che si tratterebbe di 2 etti e mezzo di polvere pirica che sarebbe dovuta servire per i fuochi d'artificio. Versione alla quale le forze dell'ordine non credono. Nel capo di imputazione provvisorio la procura contesta l'accusa di detenzione di materiale esplosivo. L'ipotesi a cui i carabinieri stanno lavorando è che potesse servire invece per qualche colpo programmato a far saltare in aria bancomat della zona. Pensate, oltre 45.000 telefonate in 8 giorni è quello che sta accadendo agli ecocentri Veritas. Le telefonate sono per prenotare un ingresso. A fronte di una così alta quantità di chiamate definita dall'azienda oggettivamente ingestibile, gli operatori esclusivamente dedicati a questo servizio sono riusciti a fissare, pensate, 6.000 appuntamenti. Lunedì 27 è stato il giorno in cui è stato registrato il record di chiamate, oltre 17.000. Veritas invita a limitarsi alle sole richieste urgenti, rinviando le altre a quando si sarà ridotta la coda telefonica e i tempi d'attesa dunque saranno minori.
Ci spostiamo a New York perché è di un artista veneziano, Giorgio Bortoli, l'archiscultura di 12 metri collocata nel centro di New York, nelle vicinanze della Quinta Strada. L'opera racconta il gemellaggio artistico tra due città e non si ferma davanti al coronavirus. L'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli unirà le due città di Venezia e New York, accomunate nella tragedia del coronavirus, ma soprattutto insieme per ripartire più forti e più belle di prima. Volevo brevemente illustrarvi il progetto tra Venezia e New York, dove l'archiscultura di 12 metri verrà collocata definitivamente in questo sito. In un momento particolare di coronavirus, gli amici americani stanno lavorando per creare questo basamento in cemento dove l'opera verrà collocata definitivamente. È un'opera che molti conoscono perché è stata esposta in vari siti del Veneto. Importante è il significato simbolico che essa esprime. Campanile di San Marco e il Metropolitan Life Tower di New York. Potete vedere qui, vi faccio vedere nella foto, dove è collocata proprio nel centro di New York, tra il ferro da stiro, il Madison Square Garden, diciamo, e la Quinta Strada. Ecco, quest'opera finalmente troverà la collocazione definitiva. Bortoli ha legato il suo nome a numerose opere molto importanti. Altre sculture che io ho fatto, importantissime, sono quelle che ho fatto per il Papa in città del Vaticano, scultura che ho fatto per Ginevra, il Palazzo dell'ONU. E c'è anche un nuovo progetto. È un progetto che partirà prestissimo per le Olimpiadi del 2026 in collaborazione con la Regione del Veneto. Questo è un progetto che finirà a Cortina. Calciatori, staff tecnico della prima squadra e dirigenti del Venezia hanno dichiarato che rinunceranno agli stipendi di maggio e di giugno se il campionato non dovesse ripartire. Il raggiungimento dell'intesa è stato comunicato oggi dalla società. Se invece la stagione in corso dovesse riprendere, la rinuncia riguarderà una sola mensilità. Siamo al termine, come sempre andiamo a vedere le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Si susseguono degli impulsi perturbati di origine atlantica e ne consegue sul nostro territorio una fase piuttosto instabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 30 aprile. Sul Veneto nell'ultima giornata del mese avremo inizialmente bel tempo con ampi spazi soleggiati, ma col passare delle ore andrà decisamente peggiorando con piogge e temporali via via più diffusi e frequenti e con quantitativi localmente abbondanti, specie sulle zone montane. Temperature stazionarie minime fino a 12 gradi, massime tra i 18 e i 24 gradi. Stessa situazione in fin dei conti anche sul Friuli Venezia Giulia, con al mattino tempo più asciutto, anche qui nel pomeriggio e in serata avremo precipitazioni diffuse e frequenti. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime invece tra i 20 e i 21 gradi. Infine poche novità anche sul Trentino Alto Adige, sarà il fronte perturbato a causare rovesci e temporali, specie dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 7-8 gradi all'incirca, valori massimi sui 19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.